Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kanan e oggi vi farò vedere come fare un tutorial su Scratch. Innanzitutto andiamo su Google e poi scriviamo Scratch. Dopo fatto ciò, andate sul primo link che vi appare. Poi o vi unite o iniziate a creare. Se vi unite, in poche parole, verranno salvati i vostri progetti. Però se vi iniziate a creare senza essere uniti, in poche parole, non potrete salvare i vostri progetti. Quindi io me ne sbatterò altamente della funzione unisciti e inizierò a creare. Questo è il primo engine che mi ha una programmazione molto semplice e che mi ha sia a creare videogiochi. Quindi spero che anche voi seguite questo tutorial passo passo. E ovviamente iscrivetevi e lasciate like. Allora, faccio il fatto. Metto o disegnato uno sprite o l'importante è aggiungere uno sprite sorpresa. Stessa cosa per scegliere uno sfondo, eccetera, eccetera. Io sceglierò uno sprite, metterò heavy e dopo heavy metterò banana per creare il nostro collezionabile. Aspettate che si carichi, ecco qua banana, si sta caricando allora. Io la vedo un pochino lunga, quindi io direi di mettere la dimensione della heavy al 70 e dopo fatto questo lo mettiamo anche la banana a 70 o come volete fare. Inizieremo a cliccare. Allora, per iniziare lo scriverli. Allora possiamo fare così. Movimento. Ad esempio, allora, per i blocchi, allora, situazioni. Quando si sta sulla bandiera possiamo fare. Se allora, ne facciamo ben
sì,